chi si occupa di etica si trova a doversi confrontare, a far finta di sapere tutto, perché ovviamente mano a mano ogni volta ci si confronta con uno scenario diverso. Ho accettato questo invito, di cui ringrazio gli organizzatori, perché in fondo con l'anoressia mi sono confrontata diverse volte, innanzitutto come endocrinologo. Io nasco come medico endocrinologo e ovviamente in clinica parlo della prima metà degli anni 80 o qualche anno, e nei reparti venivano ricoverate soprattutto ragazze, e in quel periodo era prevalentemente femminile, con anoressia, e quindi ho il fermo immagine di queste ragazze attaccate all'albero della flebo, più magre dell'albero della flebo, che giravano nei reparti e che si cercava di aiutare proprio con quell'approccio iniziale già integrato in tutti i modi. Poi ho cambiato attività e mi sono dedicata come medico legale e poi come bioeticista al tema nell'ambito dei comitati etici, e quindi dovevamo confrontarci con le richieste di parere etico da parte dei medici curanti in casi estremi di richiesta di TSO. Poi, questa è l'ultima parte della vita, adesso lavoro in un istituto di sanità pubblica, sempre all'Università Cattolica, dirigo un centro di Global Health e ovviamente abbiamo un indirizzo specifico che è quello della nutrizione. E quindi diciamo il tema ritorna continuamente. È chiaro che poi all'interno dell'università abbiamo anche il confronto con gli studenti e ultimamente, negli ultimi anni, sicuramente studenti con patologie con anoressia o comunque disturbi del comportamento alimentare stanno aumentando, e stanno aumentando anche i maschi, e questo è veramente, so poi quanto è complesso l'approccio con questo disturbo del comportamento alimentare, con questa patologia mentale nel maschio, e l'approccio è veramente difficile, soprattutto perché abbiamo studenti maggiorenni e quindi è difficile anche raggiungere le famiglie. Ma detto questo, vediamo perché l'aspetto antropologico ed etico. Perché è chiaro che affrontare la questione della persona con anoressia mentale o nervosa, o affrontare qualsiasi altro problema, il modo come lo affrontiamo parte dalla chiave antropologica in questo caso, perché noi abbiamo tutto l'aspetto dell'antropologia culturale, ma qui faccio riferimento all'antropologia filosofica, e cioè all'idea di essere umano, all'idea di rapporto tra il corpo e la persona che ho, e che nel caso di questa patologia viene messo in evidenza in maniera molto chiara che il rapporto tra il corpo e la persona non è di dualismo cartesiano, ma è un rapporto proprio di stretta unità. La persona ferita è un corpo ferito, il corpo ferito è della persona ferita. E la chiave etica, perché è stato già detto dal dottor Mendolicchio, e mi complimento per la sua relazione, ci sono vari passaggi in cui bisogna prendere le decisioni. E allora le decisioni in ambito clinico, le decisioni in ambito preventivo, le decisioni in ambito educativo, le decisioni in ambito educativo dei genitori, si diceva prima la presenza del padre. Oggi abbiamo anche questo aspetto, anche perché ci vorrebbe proprio una scuola per l'educazione ad essere padri e ad essere madri. Ciò che prima veniva dato, non so, come scontato, perché era un mondo di relazioni, era un mondo di comunicazioni, oggi è sicuramente molto più difficile. Mentre prima per far crescere uno studente in medicina comunque partivi dal presupposto che era capace di comunicare, oggi ti trovi davanti un'aula, nel mio caso sono 200 studenti, perché è solo una parte, che praticamente vanno avanti a cose del genere, e mi chiedo, quando io li chiamo e dico venite qua e parlate alla classe, perché facciamo delle esercitazioni, non sanno neanche dove dirigere gli occhi, cioè non sanno iniziare una relazione. Quindi abbiamo anche un problema di educazione di quella che sarà la classe medica futura, e speriamo che sempre, cioè, di non essere troppo pazienti della classe medica futura, a meno che non riusciamo a formarla bene.
però insomma le potenzialità ci sono, c'è tanta bellezza tra i giovani, dobbiamo solo saperla indirizzare bene. Io lo dico a loro quando sono molto cattiva, rigida, insomma, per quel che mi è possibile, con un carattere fondamentalmente pacifico. Guardate, lo faccio solo per puro utilitarismo. Se qualcuno di voi diventa geriatra, io non voglio avere sulla coscienza che non l'ho fatto crescere bene. Allora, sicuramente partire da questi aspetti e vedere come è un argomento a tutto tondo e a 360 gradi fa vedere come l'anoressia è una condizione complessa e di grande sofferenza per l'individuo e, come è stato detto prima, anche per chi lo circonda e soprattutto per l'individuo, ma ovviamente tenendo conto, se uno ragiona un attimo su quelle che possono essere le dinamiche che portano a una certa situazione, anche per chi lo circonda può diventare, come potremmo dire, un grande segno di sofferenza, perché è indice che forse qualcosa è fallito nella relazione. Andiamo avanti. Perché la chiave antropologica? Io parto da qual è il significato pienamente umano dell'alimentarsi, della costruzione dell'immagine del proprio corpo, delle relazioni sociali e familiari. D'altra parte, quando si parla di comportamenti, sempre io penso, dal mio punto di vista, non sono uno psicologo, non sono uno psichiatra, vengo più dalla clinica, quindi con l'approccio e la formattazione cerebrale che abbiamo i medici clinici, e qualsiasi comportamento noi lo possiamo spiegare e cercare di interpretare dando un significato. Pensiamo ad un altro comportamento che non c'entra nulla, pensiamo al fumare. Non so se avete mai osservato con quale maniera, potremmo dire, correggetemi se sbaglio qualche termine, compulsiva si porta in bocca la sigaretta e si aspira. E questo è ancora più evidente con la sigaretta elettrica. Io non vedo nessuna differenza tra la persona che fuma e che dipende dalla sigaretta e dal bambino che succhia il suo ciucciotto. Cioè come se ci fosse, scusatemi per tutti coloro che fumano, un arresto a quella fase dello sviluppo, la necessità di una relazione innanzitutto attraverso la bocca. Ma andiamo avanti, non voglio entrare in questo tema. Allora, perché ci alimentiamo? Per sopravvivere? Per rispondere ad un bisogno? Per il desiderio di essere accuditi? Ognuno di noi nella vita ha dei ricordi belli. Il mio ricordo più bello sono i quadrucci all'uovo con il brodo di carne fatto da mia mamma. Era perché quando mi vengono offerti, mi è capitato in un'altra situazione, da una persona che non era più mia mamma perché non c'era più, mi sono sentita accudita, no? Perché il cibo significa anche accudimento, far vedere che tu metti amore in quello che fai, non che pretendi che tutti dicano quanto è buono, perché sennò in questo caso io sarei fallimentare all'inizio, ma comunque far vedere attraverso questo che ti stai prendendo cura dell'altro. Si mangia anche per piacere, certamente, perché il cibo buono fa piacere, si mangia per vincere la propria, magari proprio scontento. Sicuramente un bel vasetto di Nutella fa questo effetto. Alle donne si dice, anche il ginecologo molto spesso dice dai, mangia cioccolata, dice perché così ti senti meno depressa, poi ti pesi, l'ago della bilancia si sposta e la depressione da che era 1 diventa 100, perché sicuramente la Nutella non è che, insomma la Nutella, la cioccolata, qualsiasi cosa, adesso invece hanno riciclato, sapete, la cioccolata fondente. Mia figlia ha detto mamma fa dimagrire, quindi ha comprato un sacco di tavolette di cioccolata fondente, ho detto vabbè, ma dipende da quante ne mangi. Ok, allora, il cibo ha un significato simbolico? Sicuramente. Le abitudini alimentari sono condizionate, ma certamente, ma sono condizionate da qualsiasi cosa, anche semplicemente dalla posizione che hanno i cibi negli scaffali del supermercato. Se uno cerca un cibo equo e solidale si deve sdraiare sul pavimento, perché sta praticamente al piano terra. Allora, la verità è che alimentarsi non è un atto umano, ma è un atto dell'uomo, cioè è fatto di scelte. Quando io dico ai miei studenti cos'è un atto umano? Un atto umano è qualsiasi decisione noi prendiamo e come vedremo qualsiasi decisione ha una valenza etica. Qual è l'atto dell'uomo? Cioè quello che non dipende dalla nostra volontà, digerire. Dico per cui se voi pranzate e mangiate, non lo so, cosa vogliamo mangiare a Roma? Una carbonara, poi la trippa, eccetera, con i fagioli e così via, e poi venite a lezione e avete sonno, non potete dire al vostro stomaco come sei immorale che non stai digerendo.
perché è la scelta che tu hai fatto, perché poi è l'alimentazione, non la digestione, che è un atto umano e che quindi dipende dalla mia volontà. I comportamenti alimentari sono testimonianza di scelte morali, perché sono scelte, e se sono scelte hanno una valenza etica e quindi sono valutabili. Qualsiasi scelta è valutabile, qualsiasi cosa noi facciamo. Se decidiamo davanti a un vicolo di prendere a destra e a sinistra, mi hanno detto che a Venezia le indicazioni sono pari a destra e a sinistra, per cui sempre per lo stesso posto, qualsiasi scelta noi facciamo, ovviamente questo porta ad una valutazione etica e quindi è valutabile, è passibile di valutazione etica. Quando si parla di etica spesso pensiamo ai problemi di confine. Io dico agli studenti, ma pure la scelta di mettere la sveglia mezz'ora prima per arrivare in orario a lezione, quella è una scelta etica, no? Perché sapete, vivere a Roma, dove io sono siciliana, però sono stata abituata alla tedesca, 8:20, per me sono le 8:20 spaccate, in aula non trovo nessuno, perché c'è il quarto d'ora accademico, professoressa, scusi. Ma io sono arrivata in tempo, ma tu perché non devi arrivare in tempo? Dice, ma mi sono svegliato tardi, metti la sveglia prima, se hai problemi ti chiamo io e ti sveglio io. Quindi il problema è una questione di scelta, di adesione a determinati valori, di identità di un individuo o di un gruppo. Le mode alimentari, prima sentivo la dieta vegana, poi la dieta vegetariana. Per carità, ma noi abbiamo una varietà di cibo enorme e fa bene anche dal punto di vista della salute avere un'alimentazione variata. Ma per quale motivo determinate scelte? Sono scelte veramente libere? Sono scelte legate all'adeguamento a un determinato gruppo? La consumazione dei pasti è spesso un'azione collettiva che mette in relazione l'individuo con la comunità, infatti mangiare da soli è abbastanza triste, tant'è vero che accendiamo il televisore per avere un po' di compagnia, che mette in relazione l'individuo con la comunità e assume un'importante valenza educativa. Per questo anche la consumazione dei pasti all'interno della famiglia, all'interno della realtà in cui si vive, poi assume una valenza educativa. Quando si mette insieme per mangiare è il momento in cui si parla, in cui si racconta tutto. Io mi ricordo mio papà era fortissimo, dirigeva il traffico, perché dovendo vivere con 3 donne, cioè mia madre, me e mia sorella, ovviamente non riusciva mai a parlare. E allora batteva il tempo con il manico del coltello sul tavolo per dare la parola l'uno all'altro, perché altrimenti si parlava tutti quanti insieme, perché ovviamente si arrivava a casa, il pasto del mezzogiorno, che oggi non si consuma più insieme, cioè a Roma questa cosa non esiste perché tu non fai neanche in tempo ad arrivare a casa, e questo secondo me incide tantissimo sui bambini, sugli adolescenti e anche sugli adulti. Ma cos'è l'etica? Cerco di stringere. Allora, l'etica è la scienza del comportamento umano. Io ho fatto una indagine proprio diciamo nella vita della sanità pubblica su 8.800 mi pare studenti universitari, a cui abbiamo chiesto i comportamenti alimentari, i comportamenti di consumo, insomma tutti gli stili di vita. È stata una grande faticata, dice ma perché l'avete fatto? Abbiamo voluto studiare il comportamento, quindi questa un po' l'etica ha la dimensione, come potremmo dire, della sociologia, cioè di studiare i comportamenti, ma non li stiamo valutando, perché nel momento in cui li dobbiamo valutare noi dobbiamo stabilire quali sono i criteri a cui vogliamo fare riferimento. Oggi si dice siamo in una situazione di pluralismo etico, certamente, non perché ci sono tanti valori, ma perché ci sono tante etiche, perché i valori, se voi ci pensate, sono sempre gli stessi. La libertà, la persona, la vita fisica, la libertà, l'utilità, dipende poi cosa si mette prima e come si gerarchizzano. Un esempio pratico, allora, a Roma da un punto di vista del movimento del traffico è un caos organizzato. Ed è una cosa interessante che ci sono pochi incidenti durante la giornata per la situazione caotica che c'è, non è solo il traffico ma tante altre cose. Io posso studiare la mattina il comportamento dei romani o degli abitanti di Roma, non dei romani di Roma come dicono i veri romani, ma dei romani, quelli che abitano a Roma, con le macchine. E potrei pormi dal punto di vista etico la domanda se i romani la mattina sono persone o meno. Perché poi nei vari dibattiti sul concetto di persona che hanno portato a dividere l'essere umano dalla persona, e questo è tutto un altro problema etico,
C'è chi sostiene che solo quelli che sono capaci di autocontrollo sono persone. Quindi in pratica noi la mattina a Roma non abbiamo persone, abbiamo esseri umani che però non possiamo chiamare persone perché sono privi di autocontrollo. Sto valutando, lo descrivo e poi lo valuto. Nel valutarlo devo scegliere qual è la mia scala di valori. Quali atti hanno valenza etica? Tutti gli atti volontari e tutti gli atti liberi. Se sono liberi e se sono volontari, chiamano in causa la responsabilità. E questo della responsabilità è un aspetto su cui oggi si ragiona poco e che invece dovremmo riportare al centro, perché poi la responsabilità della nostra vita, della nostra salute, della vita e della salute degli altri, e soprattutto la responsabilità della vita e della salute dei figli, è dei genitori. E bisogna richiamare a questo tipo di responsabilità. Sicuramente non sempre i genitori riescono a supportare tutto questo, allora c'è la responsabilità di chi poteva fare e non ha fatto, non ha sostenuto i genitori in un determinato cammino. Invece abbiamo uno scarico delle responsabilità, abbiamo un esercizio di libertà senza la responsabilità. E la cosa particolare è che la responsabilità è maggiore in chi ha più potere. E invece osserviamo che è esattamente il contrario, chi ha più potere non ha mai responsabilità. Ma avere responsabilità e agire liberamente significa anche conoscere verso dove voglio andare, qual è il percorso che voglio seguire. Perché se il soggetto agente non è guidato da nessun criterio vincolante, allora la scelta diventa cieca e una scelta cieca non è libera. Oggi si spaccia per libertà il soddisfacimento di qualsiasi istinto. Attenzione, il soddisfacimento di qualsiasi istinto è la negazione della libertà, perché l'essere umano è l'unico essere vivente che è in grado di fare, generalmente, di fare scelte. Da qui il richiamo a una forma di responsabilità che è la responsabilità etica di Hans Jonas, o l'etica della responsabilità di Hans Jonas, che è l'etica della responsabilità dei padri verso i figli. In questo tema, ma in tantissimi altri temi, nell'ambito della sanità pubblica ci stiamo confrontando con un problema che è quello del calo delle vaccinazioni, ma del calo preoccupante delle vaccinazioni. E quindi cosa fare? Richiamare tutti quanti alla responsabilità, ma non soltanto i padri verso i figli, ma anche coloro che sono stati, tra virgolette, indicati come padri, e cioè i governanti verso il popolo. Rifiuto del cibo, un richiamo alla peculiarità delle relazioni, è stato detto. Allora, se il cibo e il mangiare l'alimentarsi ha un significato così importante e relazionale, perché poi tutta la questione dell'anoressia a me sembra proprio giocata, cioè imperniata sulla questione della relazione. Di relazioni che sono malate, diciamolo, che possono non essere, ma non perché le persone volontariamente vogliono che siano malate le relazioni, ma perché ci si trova involontariamente in queste relazioni. E ovviamente chi sta in una relazione che è problematica, non è che la vede la relazione problematica, no? Quando ad esempio nel caso del TSO si va ancora alla ricerca del consenso, io dico, ma se uno sta così male da non essere in grado di capire che sta male, ma come faccio a chiedere ancora il consenso? Cioè, ma non ti rendi conto che stai male? Ma perché non chiedi aiuto? Ma perché se uno è nel problema, il problema non lo vede. Quindi anche aiutare all'interno, aiutare quelle relazioni che non vanno bene. La consumazione del cibo è una modalità attraverso la quale i genitori esercitano un certo controllo sui figli, no? Noi abbiamo avuto il problema di una studentessa i cui genitori erano vegani e lei veniva alimentata a miglio, cioè la studentessa era al limite del collasso ormai fisico. E quello era il controllo, cioè così gli era stato insegnato dai suoi genitori. Allora i genitori condizionano molto i figli nell'alimentazione. Il rifiuto completo del cibo da parte di un figlio o di una figlia, io ho messo sempre tutto al maschile e al femminile perché la patologia, almeno dal mio osservatorio, non è, lo avete anche detto, non è solo femminile. Assumere il rifiuto del cibo può assumere il significato di una protesta, di una ricerca di autonomia dal controllo genitoriale, ma anche la ricerca, diceva il dottor Mendolicchio, se ho capito bene, di una soddisfazione di qualcosa che non si riesce a soddisfare in un'altra maniera, di un tentativo di farsi vedere o di farsi piccoli per entrare in un cuore che non ti accoglie, e quindi la necessità anche di allargare l'altro cuore per poter espandere la persona che vive questa situazione.
Può essere un modo per richiamare le proprie responsabilità morali, quanti sono implicati in ciò che sta accadendo, manifestare il diverso significato dato al cibo. Alimentarsi viene vissuto come un'intrusione nella propria integrità corporea. Non alimentarsi è il modo estremo per affermare se stessi. Ma il rifiuto del cibo è un richiamo, secondo me, all'unità della persona. Quando io parlo del rapporto tra il corpo e la persona, posso dire il corpo che io ho è il corpo che io sono. Allora, nel dualismo cartesiano, il corpo e l'anima, il corpo e lo spirito, il corpo e la persona sono due realtà che differiscono per essenza e valore. La distinzione tra la res extensa e la res cogitans pone proprio l'eterogeneità sostanziale dell'uomo tra il pensiero e il corpo, ridotto a moto ed estensione locale. Ad estensione e moto locale. L'anoressia può essere vissuta come una disfunzione biologica, mentre si dimentica la globalità della persona e l'esperienza del sé. La salute globale, fino a quando non mi è stato chiesto di occuparmi di global health, io pensavo che la salute globale fosse un'altra cosa, cioè la salute vista nella globalità della persona. Adesso ha a che fare con i problemi economici, perché la global health ha a che fare con la globalizzazione e quindi la globalizzazione con l'economia. Il corpo anoressico viene visto in questa visione solo come una macchina che necessita di essere riparata, ma sappiamo bene anche che se alimentiamo di più non aiutiamo la persona. Nella visione duale, la persona umana è un insieme sostanziale e dobbiamo scegliere se morire di caldo oppure sentire rumore. Allora, dobbiamo fare una scelta. Nella visione duale la persona umana è un insieme sostanziale dinamico di anima e di corpo. La corporeità non è solo materiale, è corporeità personale. Di solito si dice il corpo che io sono, ma la realtà è che io sono anche un corpo, perché non sono solo un corpo, una persona eccede il corpo stesso. Nella costruzione di sé è coinvolta tutta la persona e qualora una parte fosse alterata ne risente tutta la persona. La malattia del corpo è anche malattia dell'anima e un approccio che tenga presente solo il corpo viene vissuto come una forma di attacco che il paziente o la paziente con anoressia nervosa rifiuta, così come rifiuta la persona che è. La centralità del corpo nella relazione, quindi tutto si gioca col corpo. All'inizio il rappresentante dell'ordine dei giornalisti ha fatto riferimento anche alla informazione che viene data. Si è fatto riferimento prima all'immagine corporea, il corpo è al centro della relazione. Personalmente io ho qualche dubbio che solo i mass media possano condizionare la persona, perché sì, posso dare un modello di donna perfetta, no? Non so se a voi è capitato che i figli dicono: mamma, ma perché sei così distrutta? Ma sto facendo tante cose. Ma perché mamma non compri quel detersivo? Vedi la signora come sta bene, tutta pettinata, uscita dal parrucchiere con le scarpe con i tacchi e tu magari sei inguardabile, no? Allora, non è sicuramente quello, perché né la moda che fa vestiti molto stretti, sì, può anche essere, ma non è solo quello. Io penso che un ragazzo sano, una ragazza che non ha problemi, che è sana, non si fa condizionare. Al limite, come io dico, perché io ho l'osservatorio della metropolitana a Roma, sono dei wurstel dentro vestiti stretti, cioè il vestito è quello, tu devi comprare quella taglia sottile che ti ha fatto la tale marca e ci entri a qualsiasi costo, ma non dimagrisci. Cioè non ti poni questo problema, è altro. Allora sono tanti fatti che concorrono, ma sicuramente, ed è giusto proporre dei modelli salutari, anche di modella che praticamente ha una struttura corporea alla quale a quella povera donna viene imposta come lavoro, non credo che la scelga. No? E qui ci sarebbe da parlare, diceva la questione femminile, ma ci sarebbe tanto da parlare della donna e di come la donna ancora non è, è condizionata culturalmente, è condizionata da determinati, cioè sembra che tanta riflessione non ci sia mai stata in precedenza, tenendo presente i modelli ancora attuali che si vedono. La condizione di anoressia nervosa è il risultato di una disfunzione intrapersonale e interpersonale nella relazione. È una risposta a pressioni esterne e ad aspettative inappropriate che sono causa di sofferenza e acquisiscono una valenza morale. Perché? Perché anche sono scelte da parte di altri. Di solito, almeno dal mio osservatorio, quello che ho visto sono le ragazze e i ragazzi più intelligenti,
quelli che hanno delle performance scolastiche di solito all'università hanno i voti più alti e sono anche iperattivi da un punto di vista, come possiamo dire, della motilità, perché anche il minimo etto acquisito deve essere cancellato completamente. È il sintomo di un malessere profondo che muove dalla convinzione di essere incapaci di soddisfare le aspettative, ma di qualsiasi tipo, non soltanto di performance a livello universitario piuttosto che scolastico, ma anche per esempio un genitore che si aspettava una figlia femmina o un maschio o viceversa e nasce dell'altro sesso e fa vivere questa delusione, oppure la cosa, mai dire a un figlio che non è stato appositamente ricercato ma che è capitato per caso, cioè qualsiasi cosa poi nella mente del figlio si ingigantisce all'inverosimile. Infatti il maggior dispetto che un fratello maggiore può fare al minore, quando io faccio questa domanda l'aula mi risponde sempre all'unisono, dico: qual è secondo voi professoressa, dire al fratello minore che è stato adottato oppure che è stato trovato nella spazzatura? Quindi, e questo tarlo entra nella mente del bambino che può sembrare una stupidaggine, però è così, cioè qualsiasi cosa che va contro, perché poi tutto è la tua identità. Qui poi si potrebbe, il Presidente all'inizio diceva tutti i cambiamenti che stanno avvenendo, ma a voglia quanti discorsi si potrebbero aprire sui cambiamenti che stanno avvenendo e sulle crisi di identità che ci saranno nel futuro. È un grido di sofferenza perché si vede in queste aspettative una perdita della comprensione di sé. È il segno del timore, della disapprovazione da parte di chi non vede soddisfare le proprie aspettative. È un'accusa a coloro dai quali ci si sente perseguitati. È la speranza di poter sopravvivere, di mantenere il proprio valore e di essere amati. Prendere le decisioni. Questi sono solo alcuni accenni sull'antropologia, potremmo andare avanti, ma prendere le decisioni, chi sono? Gli operatori sanitari, l'equipe che lavora attorno ad un paziente, una paziente con anoressia, il paziente o la paziente, la responsabilità nei confronti di se stesso, i genitori nel caso di un minore, quindi la responsabilità non reciproca nei confronti dei figli. Che cosa vuol dire? Hans Jonas dice che la responsabilità dei padri verso i figli è una responsabilità non reciproca, non ci sono diritti dei genitori, ci sono diritti dei figli. Oggi i genitori, programmando in un certo modo le cose, pensano che poi il figlio è un esercizio di diritto e che loro a loro volta devono rivalersi di diritti da parte nei confronti del figlio. Ci sono solo diritti dei figli, che piaccia o non piaccia, è così. Li si chiama all'esistenza e loro hanno i diritti. Quale etica? Vado perché poi nel prendere le decisioni, quale etica di riferimento? Faccio riferimento a un'etica centrata sulla persona. È lecito ciò che riconosce e rispetta la dignità, il valore intrinseco della persona. Solo su questa frase poi si potrebbe fare una lezione di bioetica per spiegare il concetto di dignità e per spiegare il concetto di persona, ma lascio da parte. Quali sono i criteri? Farò riferimento al rispetto della vita fisica e all'esercizio dell'autonomia, solo a questo. Allora, confronto tra due autonomie. Io ho il medico, l'equipe curante, che ha la sua autonomia, ma che deve rispettare l'autonomia del paziente, ma deve anche tutelare la vita del paziente se il paziente non vuole, e deve la ricerca del massimo beneficio in termini di vita e di salute. Dall'altra parte c'è il paziente o la paziente all'esercizio dell'autonomia, il problema della maggiore età e quindi il consenso, il problema della minore età e la questione dell'assenso, perché poi un minore che dissente non è perché un minore può essere costretto, bisogna convincerlo. Quindi non è il problema solo nella maggiore età, anche perché poi non sono cose che si risolvono dall'oggi al domani, ma ci dovrebbe essere anche quella continuità di cura tra la minore età e la maggiore età che nella maggior parte dei casi non c'è, perché si passa dal pediatrico all'adulto e poi l'ospedale adulto non sa seguire il paziente che è stato dal punto di vista pediatrico seguito da un'altra parte. Quali sono gli scenari? Il dottor Mendolicchio ne ha tracciati tanti. C'è la prevenzione, c'è la diagnosi, c'è il trattamento. Mi soffermo solo su una questione perché è quella un po' più dibattuta, che è la condizione d'emergenza, che di solito è quella che poi arriva ai comitati etici quando i medici chiedono il supporto del comitato etico se devono o non devono chiedere attivare un TSO. Allora, la condizione d'emergenza, partiamo dall'autonomia.
La domanda è: si può iniziare l'alimentazione forzata senza l'accettazione del paziente o della paziente con anoressia nervosa, anche se questo le consentirebbe di vivere e di avere così la possibilità di iniziare altre terapie necessarie per la sua condizione? La risposta può essere sì o può essere no. Cominciamo dal no. Allora, diciamo la verità: se noi iniziamo innanzitutto dover attivare in emergenza un trattamento sanitario obbligatorio è segno di un fallimento, cioè che non si è fatto nulla prima, ok? E che si è arrivati a quel punto. Allora, appena la situazione è evidente, io dico, scusate, con un'espressione non molto universitaria, il toro va preso per le corna, cioè nel senso che bisogna intervenire assolutamente a costo di qualsiasi cosa, perché poi arrivare a un TSO, arrivare a vedere una persona che tu non riesci più a aiutare, che si sta lasciando morire di fame in un paese che ha tanti problemi, quello è un altro filone dei miei studi, di accesso al cibo, però dove cibo c'è, è veramente è una ferita profonda per chi sta attorno alla persona. Allora alcuni dicono no, sono d'accordo, perché? Perché se quella è l'unica cosa che fai e non hai fatto niente prima, ma se tu l'attivi, come vedremo in alcuni casi è un'estrema ratio, ma tu devi mettere il paziente H24 sotto controllo, perché che cosa ci vuole a sfilarsi un sondino nasogastrico, anche facendosi delle lesioni mentre lo stanno tirando fuori, o a togliere una flebo? Non ci vuole niente, perché chi rifiuta che qualsiasi cosa entri dentro il proprio corpo e quindi non accetta tutto questo. Allora cosa fai? La devi sedare? No. La devi controllare 24 ore su 24, quindi bisogna anche capire in quale contesto portare avanti tutto questo. Allora, chi dice no, dice l'autonomia del paziente va sempre rispettata e non si può iniziare un trattamento senza aver chiesto prima il consenso o l'assenso. Ci sono tante situazioni in cui noi potremmo avere la necessità di intervenire in un'altra maniera anche contro l'autonomia del soggetto, ma è solo una questione di esercizio di autonomia? Il paziente o la paziente anoressica è competente? E il giudizio di competenza, quando si parla di autonomia, è centrale. La competenza è la capacità non solo di comprendere, cerco di stringere fatti rilevanti, ma anche di valutarli. Non è facile stabilire se una paziente con anoressia nervosa abbia o meno competenza. E il rifiuto dei trattamenti è il risultato di una decisione consapevole o è la voce della malattia che parla per la paziente? Quali sono gli elementi della competenza? E vediamo se ci sono in una condizione di anoressia. Comprendere l'informazione, calcolare le conseguenze, comunicare la propria scelta al medico. Allora, io do l'informazione, il paziente anoressico, anoressica percepisce l'informazione. Se io dico alla paziente con anoressia come stai bene oggi, la traduzione è hai preso peso. Interpretazione, quindi io do l'informazione. Le persone con anoressia nervosa sono incapaci di applicare le informazioni che vengono date. La capacità di decidere sui fatti medici è alterata dalla paura dell'obesità e della negazione delle conseguenze delle proprie azioni. Allora, il problema è questo: non è che non è capace di intendere e di volere, ma c'è proprio quel triangolino che è adombrato dalla malattia, che non li fa comprendere, capisce che se non si mangia si muore, ma non lo proietta su se stessa. Allora il processo decisionale, nel processo decisionale lo possiamo accettare quello che dice? Perché la paziente nega, accetta o desidera la morte, la possibilità della morte, senza comprendere la necessità di un trattamento, e sono ambiguità radicate nell'esperienza di questa condizione e sembrano normalizzare la percezione di un peso estremamente basso, condizionando le decisioni e la comprensione della paziente. La risposta è complessa. La paziente può rimanere competente per molto tempo sul proprio stato di salute, anche se il rifiuto di un trattamento salvavita può apparire ragionevole. Può essere incompetente in relazione al cibo, ma competente sulle altre decisioni. Essere incompetente nella gestione della dieta, ma competente sulle decisioni mediche. Il paziente o la paziente con anoressia nervosa possiede tutte le informazioni necessarie su di sé e sulle qualità della propria vita, le può usare per fare una scelta. È in nome della considerazione che ha di se stesso o di se stessa che la rifiuta la terapia, ma questo rifiuto va rispettato? Allora alcuni dicono no, l'alimentazione forzata non va bene perché è difficile sottoporre la paziente a successive terapie psicologiche se si inizia col trattamento forzato.
La paziente non vuole alimentarsi e con l'alimentazione forzata si ottiene un aumento del peso a breve termine, ma non un effetto a lungo termine. Allora il problema etico diventa: ma in quali circostanze si può imporre un trattamento coercitivo? E come faccio a combinare il principio di autonomia con il rispetto della vita fisica? Perché certamente l'equipe curante a cui la paziente viene affidata non può accettare di non fare nulla e accettare questa volontà distruttiva. Per concludere, il principio di difesa della vita fisica nel senso che la vita fisica è il nostro valore fondamentale, va integrato con il principio del rispetto della libertà della persona, e quindi vi è il dovere di ricercare il consenso, l'assenso, a seconda dell'età della paziente o del paziente. Qualora non si ottenesse, il medico deve sentirsi nell'obbligo morale di intervenire se la condizione è grave. Questo è possibile stato necessità, incapacità di intendere e volere, preesistente malattia mentale. Il dottor Mentolicchio ha detto: l'anoressia non è anoressia soltanto, c'è altro. È però eticamente scorretto limitarsi ad intervenire, e qui concludo, sul paziente o sulla paziente con anoressia nervosa solo in condizioni di urgenza o di stato di estrema gravità clinica, quindi deve essere sempre un'estrema ratio. Ogni sforzo deve essere orientato a instaurare una relazione terapeutica, ad aiutare la paziente o il paziente a valutare in modo obiettivo la propria condizione e a occuparsi responsabilmente della propria salute, soprattutto a riaprire il cuore e la mente alla vita, alla speranza e alla gioia, nella consapevolezza che la propria vita è un bene prezioso per sé e per gli altri e per quanti possono godere di quel sorriso che viene spento dalla malattia. Grazie.